C'è stato un disastro, faccio un appello in diretta perché abbiamo bisogno di autobotti e mezzi meccanici. Buongiorno da TVA Notizie. Come avete visto, il nostro TG oggi è senza titoli perché ampiamente dedicato alla tragedia di Ravanusa, dove si è recato il direttore Arturo Cantella. Salgono a 7 le vittime trovate tra le macerie di Ravanusa, dove sono state collassate le palazzine tra le vie Trilussa, Galilei. Avvenuta in una tranquilla notte di sabato sera, la causa è dovuta a una fuga di gas metano che ha colpito ben 4 palazzine in un'area estesa di circa 10.000 metri quadrati. Un vero e proprio scenario apocalittico quello che si è visto a Ravanusa, dove i detriti delle esplosioni hanno colpito un intero quartiere. Prontamente le forze dell'ordine, con i vigili del fuoco in testa, la protezione civile, si sono mobilitati per cercare di trovare persone che probabilmente erano ancora vive. Al momento sono state solo 2, Rosa Carmina e Giuseppina Montana, mentre i corpi ritrovati poche ore fa sono quelli di Giuseppe Carmina e Selene Pagliarello, in attesa di un bimbo che sabato sera erano andati a trovare i genitori di Giuseppe, abitanti nella palazzina scoppiata in via Galilei 8, Angelo Carmina e Selene Zagarrì. Tra le macerie ritrovati anche i corpi di Angelo Carmina, suocero di Selene e papà di Giuseppe. Tra le vittime anche il professor Pietro Carmina, noto professore di Ravanusa, molto conosciuto, e l'infermiera di Canicattì, calogera Gioacchina Miracori, che si trovava in compagnia appunto del marito Calogero e il figlio Giuseppe. Intanto ieri sul posto il procuratore di Agrigento Patronaggio per un sopralluogo e un summit, l'apertura ufficiale di un'inchiesta, un vertice quindi al Comune con una conferenza stampa dove erano presenti anche il Presidente della Regione Nello Musumeci, che prontamente allertato dal parlamentare regionale locale Giussi Savarino ha inviato sul posto il responsabile della protezione civile Salvo Cocina. Alla conferenza erano presenti anche Fabrizio Curcio, capo della protezione civile, il comandante dei carabinieri Vittorio Stingo, il prefetto vicario Elisa Vaccaro, tanto il lavoro svolto anche da parte del sindaco Carmelo D'Angelo, che ininterrottamente ha seguito i lavori di recupero delle vittime, provvedendo anche al coordinamento necessario nel territorio navasano. Molta anche la solidarietà di tanti sindaci del posto presenti. Questa tragedia che ha colpito la città di Ravanusa, purtroppo come sapete sono crollate a seguito di una esplosione delle palazzine, sono stati dei morti, ci sono ancora dei dispersi, però io voglio ringraziare l'ingegnere Curcio, il capo della protezione civile, il presidente della regione siciliana, le forze dell'ordine, il colonnello dei carabinieri, i vigili del fuoco, la protezione civile regionale, tutte le forze dell'ordine, perché abbiamo apprezzato ieri sera un intervento sinergico ed immediato che sta consentendo di soccorrere le persone. Speriamo che nel corso della giornata riusciamo ad essere fortunati come siamo stati ieri sera con le prime 2 persone che sono state estratte, che erano ancora vive, e speriamo che anche oggi tra le 6 persone che ancora sono sotto le macerie ci sia qualcuno ancora vivo. La macchina dei soccorsi è stata importante per la nostra cittadina, per l'intervento immediato che ha fatto, per questo io vi ringrazio, e oggi avervi qui è il segnale. Ieri ho ricevuto immediatamente la telefonata del capo della protezione civile, la vicinanza del governo nazionale e del governo regionale. Questa vicinanza mi auguro che rimanga anche nei prossimi giorni, perché ci sono famiglie che sono distrutte, ci sono persone che hanno perso i loro cari, e queste persone meritano l'attenzione oggi che è successa questa tragedia, ma la meriteranno anche nei prossimi giorni, perché la loro vita sarà segnata per sempre, come per sempre sarà segnato questo ricordo per la nostra comunità. Quindi grazie per quello che state facendo, e la speranza nostra, vostra e credo di tutta la comunità e di tutta l'Italia che le persone che ancora stanno sotto le macerie possano essere estratte ancora vive. Grazie veramente di cuore a tutti. Grazie Sindaco.
giornata a tutti per quanto possibile. Io mi riallaccio alle parole che diceva il Sindaco per evidenziare che il nostro sistema si è mobilitato sin dai primi momenti all'arrivo delle prime informazioni e devo ringraziare veramente tutti coloro che si sono adoperati sin dai momenti iniziali, che sono chiaramente quelli più complicati, quelli più duri, quelli più difficili, quindi in particolare le persone del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i primi soccorritori, l'Arma dei Carabinieri, le autorità locali, il Sindaco stesso, perché trovarsi di fronte a situazioni come queste che vengono poi da voi rappresentate giustamente come stampa è veramente un peso importante. Abbiamo sin dall'inizio avuto collegamenti con il Sindaco, la macchina si è messa in moto in maniera assolutamente sinergica e importante. Oggi abbiamo centinaia di operatori, di professionisti, abbiamo le tecnologie, abbiamo i cani molecolari, insomma si sta facendo tutto quello che si può fare per continuare a offrire il massimo della possibilità nel, chiamiamolo questa fase che, come si può dire, di soccorso tecnico urgente e tutto ciò che comporta in questa prima fase. In casi come questi credo che serva il silenzio e la preghiera. Il silenzio per evitare, come è stato detto, che possano alimentarsi interpretazioni in questo momento non prioritarie e destinate a creare confusione. La preghiera perché chi ancora manca all'appello possa essere presto recuperato in vita. Ci sarà tempo per fare analisi e ogni altra considerazione. Lo dicevo poco fa al Sindaco, che rappresenta la comunità di Ravanusa alla quale va il pensiero affettuoso e la vicinanza mia personale e di tutto il governo della regione, la vicinanza alle famiglie delle vittime. L'onorevole Savarino, che è qui con me, da cittadina di Ravanusa, da ieri sera condivide l'ansia nelle operazioni di recupero delle persone, speriamo vive, le altre. E devo dirvi con molta franchezza che questa sciagura colpisce tutta la comunità siciliana. La Regione siciliana ha dato ampia disponibilità al Sindaco di sistemare, ove necessario, le persone evacuate dagli immobili lesionati o colpiti comunque dalla esplosione, e non faremo mancare quindi la nostra presenza per ridurre al minimo i disagi dei cittadini direttamente o indirettamente colpiti. L'impegno dei Vigili del Fuoco, davvero, che ringrazio uno a uno, a partire dal comandante dei Vigili del Fuoco di Agrigento, davvero da 15 ore in maniera indefessa stanno operando su questi scenari dei 4 edifici completamente crollati. E davvero sono scenari che a noi ci danno forte motivazione, perché fino all'ultimo cercheremo di estrarre le persone vittime di questi crolli. E restiamo a parlare del dramma che sta vivendo il paese dell'Agrigentino, con alcune testimonianze raccolte da Arturo Cantella e con la cronaca. Purtroppo stiamo constatando una tragedia non indifferente. Mio fratello, che fortunatamente è fuori dai figli e quindi non ha subito lo shock, naturalmente i danni all'immobile e alle altre cose ci sono, non indifferenti. Quando avete avuto percezione della tragedia? Insomma? Ieri sera, correndo qui, abbiamo visto che c'erano le macerie, le fiamme che lambivano proprio altissime le case, le urla delle persone. Si capiva immediatamente che non era... A quanto pare si parla già di 4 morti. Non lo so, questo non lo so. Almeno stando alle ultime notizie. Non lo so.
Comunque Ravanusa è una cittadina tranquilla, non ci si aspettava una cosa. Assolutamente, assolutamente. Ci saranno delle responsabilità che verranno appurate, so che già gli inquirenti sono all'opera. Con questo enorme boato, fortissimo boato in tutta l'area, diciamo, della città, e c'è stato ovviamente il fuggi generale e subito immediatamente i soccorsi sono arrivati nella zona, diciamo, dell'epicentro, per così dire, dove è accaduto tutto. È interessato una vastissima area della città, una zona ai limiti del centro storico, e diciamo teoricamente quella meno colpita, ma come si può evidentemente vedere, sì, insomma, c'è parecchio danno, e ieri sera le condizioni, come dire, erano certamente peggiori perché c'era l'incendio in corso e non si sapeva neanche quanto gas ci fosse nell'aria. Si parla di 4 morti. Si parla al momento di 4 morti, di almeno 7-8 dispersi, e si vedrà ora nelle prossime ore come andrà. C'è stato diciamo, un boato, ecco, cos'è che lei abita da queste parti? Sì, io abito proprio su questa via, e intorno alle 9:15 appunto abbiamo sentito questo boato fortissimo, e ovviamente abbiamo pensato ad un terremoto, insomma comunque a qualcosa di importante, e poi nel giro di pochi minuti in realtà ci siamo resi conto che si trattava di una bombola o comunque di una fuga di gas. Troppo pochi, anche perché è stato devastante il rombo di tuono che abbiamo avuto dalla fuga di gas. Immaginatevi che ha interessato 800 metri di ampiezza, quindi territoriale, quindi un quartiere intero, e anche se molte palazzine sono ancora rimaste in piedi, molte sono cadute, comunque sono danneggiate la maggior parte di tutte le palazzine del quartiere. Quindi l'unica fortuna, se questo si può dire, è stata semplicemente il fatto che manchino molte persone, come in tutti i comuni, in tutti i territori, quindi diciamo che un po' sono sfollati, e questo è l'unico vantaggio che abbiamo avuto. Angelo Vita, responsabile della Croce Rossa, anche voi siete intervenuti, ecco, raccontami qualcosa. Sì, noi stanotte siamo purtroppo intervenuti, diciamo, la cosa positiva è che il primo soccorso di quella signora ottantenne l'abbiamo, diciamo, portato all'ospedale, poi c'è stata un'altra signora, fortunatamente è andata bene, poi altre cose, diciamo, le sappiamo, cose tristi. Quando avete saputo voi siete intervenuti quando? Noi verso le 9:30-10 eravamo qua, in continuo non stop ci sono i volontari di tutto il comitato provinciale di Agrigento, delle varie unità territoriali, a incominciare dalla 7ª unità territoriale qua che abbiamo a Ravanusa. Siamo purtroppo presenti, diciamo, per questo triste momento. Devastante come ipotesi, se vogliamo, è quella appunto di una fuga di gas da una conduttura piuttosto che da un singolo utilizzatore. Tutto però va accertato e verificato, quindi con certezza. Il numero delle vittime qual è? Al momento abbiamo recuperato 3 corpi purtroppo senza vita, 2 donne e un uomo. 2 donne invece siamo riusciti a destarle dalle macerie ancora in vita, e stiamo lavorando nella ricerca di 6 dispersi. C'è una palazzina coinvolta e quelle vicine? La palazzina principale è una palazzina di 4 piani che è stata probabilmente quella che ha subito l'esplosione, e sono state coinvolte anche case, più che palazzine sono case di 2 piani, sono state coinvolte almeno altre 3 case coinvolte completamente, ma è un raggio di almeno 10.000 metri quadrati nel quale si sono prodotti danni dovuti all'esplosione. Grazie, ecco, una tragedia così, insomma, abbastanza grande, come diceva lei, oltre 10.000 metri quadrati, a memoria d'uomo forse non si ricorda? No, a memoria mia sicuramente sì, adesso ovviamente è più raro trovare, apposta questo ci fa pensare come ipotesi a una fuga di gas da una conduttura piuttosto che da un utilizzatore, dove appunto i danni sarebbero stati sicuramente minori, qui i danni sono molto importanti. Antincendio che provvederà a verificare quali siano state le probabili cause di questa esplosione. Tra l'altro, rimuovendo le macerie sarà anche possibile più facilmente evidenziare eventuali elementi che permetteranno di capire cosa è successo esattamente.
E sono tantissimi gli attestati di solidarietà per quanto accaduto e di vicinanza alle famiglie delle vittime. Io darei la parola al colonnello Vittorio Spingo, ringraziandolo per le attività che l'Arma ha fatto fin dal primo momento, sono stati le prime ad arrivare, quindi colonnello, prego. Grazie, anzitutto consentitemi di esprimere il cordoglio dell'Arma per la comunità di Ravanusa. Come ben sapete noi viviamo le comunità dove operiamo e questo lo testimonia il fatto che le prime richieste di soccorso ieri sono giunte direttamente ai cellulari dei carabinieri di Ravanusa, i quali poi dopo essersi resi conto della gravità del fatto hanno attivato tutta la catena di soccorso prevista in questi momenti. Hanno messo in sicurezza nell'immediatezza le persone che avevano bisogno di aiuto, perché fortunatamente c'è stato un attimo la possibilità di mettere qualcuno al riparo e in questo noi non abbiamo mancato. Sono subito giunti i nostri rinforzi da Palermo, dalle province vicine, i nostri cani molecolari. L'Arma esprime la propria vicinanza attraverso la capillarità sul territorio e noi a Ravanusa garantiremo la nostra presenza fino alla fine. Lo abbiamo fatto al fianco del sindaco, lo abbiamo fatto di concerto con il signor prefetto di Agrigento che costantemente segue le attività e riesce a monitorare anche quello che sta succedendo sul territorio. Lo facciamo insieme agli altri colleghi, ai vigili del fuoco, agli altri colleghi delle forze di polizia, ovviamente alla protezione civile e a tutti coloro i quali in questo momento stanno dando il massimo e continueremo a dare il massimo fino all'ultima fiera. Devo dire che comunque contribuiremo anche insieme alla Procura a fare ovviamente luce sui motivi che hanno creato questo disastro. Anche la tua solidarietà oggi qui a Ravanusa? Allora, la solidarietà deve essere sempre di una vicinanza oggi per la comunità di Ravanusa, anche perché dico, con quello che è successo minimamente non potevamo fare altro che essere tutti presenti e disponibili per quello che noi potevamo fare, avendo mandato sia del personale ma anche dei mezzi, cioè la vicinanza è la cosa più importante maggiormente per la città di Ravanusa. Era doveroso essere presenti perché una tragedia del genere è indescrivibile, ha lasciato tutti basiti e quindi mi è sembrato giusto proprio venire a trovare il sindaco e assistere e poter dare anche un contributo con la protezione civile di Agrigento. Anche lei è presente qui a Ravanusa? Certo, tragedie del genere dobbiamo riunire prima che pensare a tutto il resto. Una tragedia vera, non sappiamo ancora con i morti, siamo qua, stiamo aspettando. So che verrà anche Musumeci oggi? Sì, il presidente è già qua, c'è il capo della protezione civile nazionale, il capo della protezione civile regionale, sono tutti, stiamo aspettando, vediamo. E alla comunità di Ravanusa esprime solidarietà il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino Lamendola, il quale ha detto di essere pronti a collaborare per il rilievo dei danni. Mettiamo a disposizione, ha aggiunto Rino Lamendola, i volontari di protezione civile formati in materia di rilievo dei danni. La tragedia che ha sconvolto Ravanusa ci lascia attonite e profondamente addolorate. Siamo vicine alle famiglie e all'intera comunità ravanusana. Questa la dichiarazione di Margherita Trupiano, presidente del Soroptimist Club. E cambiamo argomento. Oggi si festeggia Santa Lucia, ma senza la processione del simulacro che ad Agrigento costituiva prima della pandemia un appuntamento molto seguito. Il culto per Santa Lucia è grande. Nella chiesa di via Empedocle vengono celebrate diverse messe fino a questa sera. Secondo la leggenda, quello di Santa Lucia è il giorno più corto dell'anno, ma sarebbe una falsa credenza, come dire una bufala. Vero invece tutto quanto è legato al cibo. Escluse pasta e pane, si mangiano arancine, panelle e la cuccia, soprattutto quella a base di crema di ricotta. Cerimonia per il passaggio della campana al Soroptimist di Agrigento. La nuova presidente è Margherita Trupiano. C'è il servizio.
Ieri cerimonia del passaggio del testimone al Sor Optimis Club di Agrigento. Olga Milano ha passato il testimone a Margherita Trupiano celebrando il Sor Optimis Day. L'occasione ha permesso alle socie di effettuare il consueto scambio di auguri natalizi. È stato sicuramente un periodo non facile, abbastanza difficile, però devo dire che questo non ci ha impedito di mostrare tutta la nostra forza, la nostra coesione e tutti i progetti che siamo riusciti di fatto a portare avanti. Io lascio con piacere il passaggio della campana alla stimatissima amica che energica e dinamica come sempre sta portando e porterà avanti il club nel migliore dei modi. Grazie Margherita. Con quale spirito affronta questo incarico? Io intanto voglio ringraziare Olga Milano, le ho tributato grande riconoscimento per il lavoro svolto in un momento difficilissimo e grazie ad Olga ancora per aver tracciato un percorso che noi continueremo a seguire perché certamente è in linea con quello che è lo spirito Sor Optimista. È una serata importante, questa è il Sor Optimist Day, celebra i diritti umani e noi questa sera, in questa serata, abbiamo racchiuso tutto il credo Sor Optimista, diritti umani per tutti e per le donne. Oggi il passaggio della campana si dà via al nuovo anno con l'impegno anche della tua presenza a livello nazionale. Sì, acceleriamo il cambiamento del Sor Optimis, questo è il motto della nostra Presidente nazionale Giovanna Guercio, che in questo biennio desidera un impegno ulteriore, uno sforzo ulteriore dopo il duro periodo della pandemia che ahimè sembra non lasciarci ancora, però con il nostro solito voler fare, riuscire nei nostri intenti, seguiamo anche per questo biennio tutti i nostri obiettivi per creare delle opportunità alle donne, alle ragazze e alle comunità più emarginate del mondo. Siamo qua oggi per il Sor Optimist Day che lo festeggiamo insieme a tutte le Sor Ottimiste del mondo, siamo 82.000 e desideriamo ancora aumentare il numero delle socie e il numero dei club nel mondo. Siamo divise in 5 federazioni e iniziamo il biennio della Presidente internazionale Maureen Maguire, Opening the Doors for a Bright Future, quindi aprire le porte a un futuro brillante, un futuro luminoso per noi e per tutta l'umanità, uomini e donne. E veniamo anche da un periodo di 16 giorni di attivismo Orange the World che concludiamo oggi, e quindi una grande festa per il club di Agrigento ma per tutta la comunità del Sor Optimist e per tutto il mondo. E veniamo ai premi alla carriera per molti avvocati agrigentini, Arturo Cantella e poi Adriana Licausi. Cerimonia di consegna al Teatro Pirandello di Agrigento delle toghe di diamante, platino, d'oro e d'argento organizzata da parte dell'Ordine degli Avvocati che dopo 3 anni di fermo dovuto alla pandemia hanno così deciso di effettuarlo. A consegnare i riconoscimenti il presidente dell'Ordine, avvocatessa Vincenza Gaziano. La toga diamante 2019 è andata all'avvocato Carmelo Latino, è scritto sin dal 1954, quindi quella di diamante per il 2021 agli avvocati Yolanda Grillo Nicolaci, è scritta dal 1956, quella di platino del 2019 all'avvocato Amedeo Dalli Cardillo, è scritto dal 1959, quindi le toghe d'oro degli avvocati Carlo Benvenuto, Michelangelo Guardì e Francesco Modica, maturate nell'anno 2019, quindi quelle di competenza del 2020 di platino, andate ad Arturo Corsini, scritto dal 1960, quelle d'oro all'avvocato Diego Alletto, Sergio D'Alessandro, Enrico Quattrocchi, Giuseppe Sinatra e Salvatore Tirinnocchi Penna. Certamente è un momento esaltante e però effettivamente il ruolo dell'avvocato è molto cambiato nel tempo e oggi in modo particolare l'esercizio della professione viene fatto con molta difficoltà di carattere sociale, ma difficoltà anche di modifiche del sistema interno, burocratico, della struttura
del processo e anche dell'accesso agli uffici, una situazione di difficoltà che viene avvertita specialmente per me, per esempio, per coloro i quali hanno una certa età e quindi non hanno anche la dimestichezza con il tecnicismo moderno. Ma quello che conta maggiormente è che oggi il ruolo degli avvocati e dell'avvocatura è messa in discussione ed è messa in discussione sia per queste situazioni di carattere sociale, ma soprattutto per un distacco e per una avversione che c'è stata nei confronti dell'avvocatura e dell'esercizio della difesa. A incominciare da parte di chi riteneva e ritiene di poter dire o di pensare che la funzione dell'avvocato è quasi una funzione di ostacolo alla giustizia, quando invece è di grande aiuto alla giustizia e per il trionfo della giustizia. E questo voglio dire anche come esortazione nei confronti dei colleghi giovani che non debbono lasciarsi deprimere, non si debbono lasciare anche intimidire dalle difficoltà che in questo momento si stanno attraversando, perché l'esigenza della difesa e l'esigenza di una funzione sociale dell'avvocatura è importantissima e noi speriamo che ci sia anche un ritorno alla politica, perché oggi manca questa partecipazione sociale, questo impegno politico, questo impegno di doveri sociali, e questo molto può venire proprio dall'avvocatura, perché nel passato ha dato molto e in futuro è assolutamente essenziale per le qualità, per la professionalità, per la conoscenza, perché non è vero che uno vale uno nel momento in cui votiamo e nel momento in cui esercitiamo il nostro diritto elettorale, ma nel momento in cui c'è da decidere, c'è da lavorare, c'è da spendersi, c'è da operare, prevale soprattutto e vale soprattutto la competenza, la capacità, ma in ogni caso prevale l'uomo, prevale l'onestà, la correttezza, che sono valori assolutamente necessari e indispensabili, e quindi sono grato anche al Consiglio dell'Ordine di questo riconoscimento. Sì, ha un significato importantissimo anche per onorare la professione dei colleghi e l'attività che hanno svolto. È il primo incontro dopo la pandemia ed è importante per tutti noi avvocati. È un momento di grande emozione perché si celebra i 25 anni, 50 anni e le toghe di platino di molti grandi avvocati che hanno dato lustro e onore al Foro Agrigentino. Avvocato Nino Gaziano, già presidente dell'Ordine, una manifestazione che dopo 3 anni di pausa per la pandemia ritorna. Quanto è importante anche un momento come questo? È importante perché celebra la toga dell'avvocatura, quel cencio nero di cui parlava Calamandrei, che copre i difetti dell'uomo e evidenzia i pregi dell'avvocato a difesa del diritto, della democrazia e del cittadino che a lui si rivolge. 50 anni di carriera, una vita, un premio molto importante. Com'è cambiata la professione? Com'era fare l'avvocato all'inizio ed oggi? Quando ho iniziato a fare la professione era completamente diversa. Avevamo luminari in questo foro. L'avvocato Grillo, l'avvocato Cavallaro, l'avvocato Giovanni Indelicato, l'avvocato Paolo Scerri, l'avvocato Giuseppe Caruselli, erano degli avvocati che erano delle pietre miliari ai quali ti dovevi necessariamente avvicinare e apprendere da loro. Mi hanno insegnato delle regole che sono fondamentali. La prima è quella di rispettare sempre il cliente, ma non essere il cliente, devi essere sempre l'avvocato. La seconda è di tenere sempre la schiena diritta e camminare a testa alta, mai servilismo. Hai degli interlocutori con i quali ti raffronti e ti confronti, ma mai abbassare la schiena. Non sono primi tra i pari, ma siete pari tra i pari. Quindi ti confronti con dei soggetti che hanno le tue stesse caratteristiche, e questo è fondamentale.
è un altro insegnamento che mi è stato dato dal grande avvocato Vincenzo Salvago, che io ho cercato di inculcare ai miei allievi, e ne ho avuti tantissimi, è quello di ricordarsi sempre che il cliente viene nello studio perché ha un problema, l'avvocato è chiamato a risolverlo. La scelta della causa è una scelta dell'avvocato. Se l'avvocato può risolvere il problema in maniera diversa, lo deve fare. La causa è l'ultima delle soluzioni. Oggi il legislatore, già dal novembre 2014, ci ha dato anche delle soluzioni, che è la negoziazione assistita. Cioè, se gli avvocati cambiamo mentalità, diminuiamo il contenzioso e risolviamo i problemi dei clienti. 50 anni sono stati lunghissimi, 50 anni che ha condiviso con sua moglie, perché quasi 50 anni che state insieme. No, non sono 50 anni, perché tra matrimonio e fidanzamento sono esattamente 55 anni. Mia moglie è stata la compagna della mia vita, la donna che mi ha sorretto, mi ha sopportato e mi ha consentito di essere quello che io oggi sono, un modesto professionista, ma che cammina a testa alta. Lei è stato anche impegnato in politica, è stato presidente del Consiglio Comunale di Agrigento. Sì, la politica è come la droga, non ti lascia mai. Io ce l'ho sempre dentro, anche se non faccio più politica attiva, rimango nello studio, ho le mie idee, simpatizzo per A o per B, però null'altro. Ormai il mio tempo è passato e c'è un tempo per ognuno di noi. Uno deve capire quando è il momento di muoversi, quando è il momento di agire, quando è il momento di stare in prima linea e quando è il momento di stare nelle retrovie. Se mi capita di dare dei consigli, li do volentieri, però che io possa assumere cariche politiche nuove, diverse, non mi sembra assolutamente il caso. C'è qualcosa che cambierebbe in tutti questi anni di carriera, che farebbe diversamente, o un caso che ricorda in particolare che l'ha segnata? Un caso che io ricordo in particolare che mi ha segnato, sì, c'è, ed è un episodio stranissimo. Difficilmente mi è capitato di chiedere a un cliente di ripetermi 2 volte il problema da cui era affitto. Una volta mi è capitato, sono venuti una coppia nello studio e mi hanno raccontato una storia che ha dell'inverosimile. Cioè, la donna si era sostituita un'altra, formalmente c'era un accordo a 3 tra marito, moglie e amante. La moglie è rimasta incinta e per liberarsi dell'amante le doveva dare il bambino. Lei, andando dai medici in ospedale eccetera, dava il nome dell'amante. Una cosa che mi ha letteralmente stravolto. Poi il processo si è concluso, l'abbiamo fatto, abbiamo risolto giuridicamente, perché secondo me c'era e poi è stato riconosciuto un'ipotesi di desistenza volontaria, perché c'era un'alterazione di stato civile, delle truffe, tutta una serie di fatti che poi non si sono concretizzati. Però le devo dire che quella mi ha segnato come mi ha segnato un processo per sfruttamento della prostituzione quando ero agli albori della mia professione. Una donna di Porto Empedocle faceva prostituire la figlia 12enne con dei marinai. Mi ha letteralmente sconvolto, per me era assolutamente impensabile, non faccio il nome perché non è corretto farlo, ma per me era assolutamente impensabile, e lo rimane ovviamente tuttora, che una donna potesse far prostituire la propria bambina. Questo è un momento di festa, a questo punto chiudiamo con un augurio a chi si è formato nel suo studio, e tra questi c'è anche suo figlio. Sì, io mi auguro che mio figlio faccia l'avvocato, che perpetui la mia attività. Io ho cercato di inculcargli l'amore per questa professione, perché questa è una professione che devi amare per poterla fare. Mi auguro che anche lui capisca veramente qual è l'amore che si deve a questa professione, perché solo con l'amore riuscirà a risolvere i molteplici problemi, le circostanze, le disillusioni, i dispiaceri che questa professione offre e ti dà, anche se in certi momenti
ti dà gioia, ti dà soddisfazioni perché ti consente di realizzare te stesso. Pausa per la pubblicità, a tra poco. E siamo giunti alla pagina sportiva, calcio, il derby Akragas-Pro Favara, finito in parità. Carmelo Lentini che ci parla appunto del derby e poi degli altri risultati di eccellenza. Finisce in parità 1-1 il match del Seneto tra la capolista Akragas e la Pro Favara, giocato su un campo fangoso insidioso quasi al limite della regolarità. Chi ne ha più sofferto è stato l'Akragas che, dovendo adattarsi a queste pessime condizioni, ha dovuto inventare un nuovo modo di giocare privo di fraseggi veloci e di passaggi precisi. Per il Pro Favara è stato un po' diverso, specie nel secondo tempo, quando è rimasto in inferiorità numerica, ha dovuto difendersi agli assalti un po' scomposti dei padroni di casa. Alla fine la compagine favarese non ha rubato assolutamente nulla, confermando l'attuale buon stato di forma. Alla prima azione di gioco, al settimo, la compagine del tecnico tedesco passa in vantaggio con una rasoiata di Bossa che infila il pallone nel set del portiere di Carlo. Un gran gol che tramortisce l'Akragas che, pur con grande sofferenza di manovra, cerca di reagire. Al 17esimo il padrone di casa sfiora nel pari. Prestia, tra i migliori in campo da parte biancazzurra, si presenta ai vertici dell'area avversaria e di sinistro indirizza il pallone in porta che va fuori d'un soffio. Al 33esimo Pro Favara vicino al raddoppio con Marino che conclude alto. In pieno recupero al 45esimo arriva il pareggio cragantino. Scambio veloce tra Prestia e Majorano con assist al centro d'area, intervento di Lucas Corner e pallone alle spalle del portiere Sendin. Al ritorno in campo, al 53esimo, Bamba del Pro Favara viene espulso per doppio giallo e costringe la propria squadra a giocare in inferiorità numerica. Da registrare al 56esimo una rete annullata a Tunisi per un presunto fuorigioco che ai più è sembrata regolare. Pressing costante dell'Akragas che cerca in tutti i modi di segnare la rete della vittoria, ma sbaglia commettendo troppi errori sotto porta. Ad influire parecchio ci sono anche le troppe interruzioni di gioco fischiate dall'arbitro. Nel finale si registra una palla fallita da Prestia, a tu per tu con il portiere della Pro Favara, finisce con un po' di delusione da parte akragantina e il grande entusiasmo dei tifosi favaresi accorsi in gran numero al Seneto per un pari difeso con le unghie e con i denti. Mister Anastasi, analizziamo questa partita, questo pareggio con la Pro Favara. Abbiamo incontrato una delle squadre più in forma che in questo momento è in campionato. Abbiamo fatto secondo me un primo tempo non all'altezza tra virgolette di come ci siamo sempre stati abituati soprattutto nei primi 20 minuti. Però è anche vero e non deve essere una scusante neanche un alibi. Purtroppo cambiare il modo di giocare per una questione di campo, capite bene che dopo 18 partite tra Coppa Italia e campionato diventa una cosa un po' complicata. Siamo stati bravi a racciuffarla. Nel secondo tempo penso che loro neanche hanno fatto, non mi ricordo un tiro in porta, non so se hanno fatto un tiro in porta, non me lo ricordo, però posso dire che il secondo tempo abbiamo fatto un gran secondo tempo. Non mi lamento degli arbitri, non mi sono mai lamentato e non mi interessa farlo, però è anche doveroso dire che si deve stare un po' più attenti, perché rovinare un campionato di questo qua mi sembra un po' pesante per errori che voglio dire troppo discutibili. Devono cercare di stare un po' più attenti, ecco, diciamo così. Era questa la gara che si aspettava? Era questo l'avversario che si aspettava del Seneto? Ma l'avversario, allora, il discorso è facile, è semplicissimo. Una squadra che difende e quindi per le ripartenze il campo non ha nessun tipo di significato. Per una squadra che costruisce per fare qualcosa, il campo diventa una cosa significativa. In campo, ragazzi, il campo è quello che è, lo sappiamo, è una cosa che è vista e rivista. Dobbiamo combattere per quest'altra partita e poi dopo penso che c'è la risemina, almeno per quello che ho capito io, c'è il Manto Erboso dovrebbe migliorare tra virgolette. Adesso la Coppa Italia, mercoledì, la sfida a casalinga contro il Marineo, si parte dall'1-1. È un'altra battaglia, è una partita che noi ci teniamo parecchio, è inutile nascondersi, l'abbiamo sempre sostenuto, non ci siamo mai nascosti
È una partita complicata anche quella, faremo di tutto per passare il turno, dobbiamo fare di tutto per passare il turno perché per noi è importante. Mister Tudisco, che valore ha questo pareggio per voi in 10 contro 11 contro la capolista Akragas? Ma devo fare innanzitutto i complimenti ai miei ragazzi perché sono stati straordinari oggi. Mi dispiace che non abbiamo potuto giocare il secondo tempo in 11. Comunque la mia squadra oggi ha dimostrato di tenere il campo, ha dimostrato di essere una squadra di ragazzi che meritano realmente di giocare un gran calcio e oggi l'hanno dimostrato contro una squadra fortissima. Che partita è stata? Una partita dove noi siamo partiti forte, questo è stato, l'avevamo studiata, ci avevamo lavorato perché volevamo sorprenderli e così ci siamo riusciti. Non siamo stati cinici, non siamo stati cattivi nel momento in cui potevamo raddoppiare, abbiamo avuto 2-3 palle gol per chiudere, non per chiudere ma sicuramente per mettere in ginocchio l'Akragas. Poi purtroppo alla fine del primo tempo è arrivato il pareggio, quindi sostanzialmente voglio dire, poi ci siamo ben gestiti e abbiamo ben tenuto sott'occhio la partita. Nel girone A di eccellenza, dunque, pare interno dell'Akragas con il Pro Favara, ha giocato su un terreno di gioco davvero brutto, fangoso e pieno di insidie. Torna alla vittoria il Casteltermine con il Monreale in una gara che aveva segnato il vantaggio degli ospiti con Cornazzani. Poi le reti di Buccieri e Sidoti regalano 3 punti preziosi ai ragazzi di Accursio Mont Sclafani. Il Castellammare si aggiudica il derby con il Mazzara con una rete di Maltese, come anche il Don Carlo Misilmeri con il Marineo, quest'ultimo prossimo avversario dell'Akragas, mercoledì prossimo all'Esseneto per la Coppa Italia. L'Unitas sciacca, pur senza allenatore, riesce a pareggiare sul campo dell'ostiche forte mazzarese. Nell'anticipo del sabato il Marsala sbanca il campo del Cussi Palermo per 1-2, mentre a Ravanusa non si è giocato per lutto il derby Canicattì-Nissa. Saltata anche la sfida Parmonval-Enna per Covid, ma vediamo un po' i risultati della giornata. Casteltermini batte Monreale 2-1, Akragas e Pro Favara 1-1, Castellammare Mazzara 1-0, Misilmeri Marineo 3-1, Mazzarese Sciacca 1-1, Cus Palermo Marsala 1-2, Canicattì Nissa e Parmonval Enna, entrambe le gare sono state rinviate. Giornata negativa per le squadre agrigentine di promozione Girone A. Raffadale Camarat hanno entrambe perso la prima di misura sul campo del non certo irresistibile Villabate, ultimo in classifica prima di questa vittoria. Il Camarat è stato sconfitto invece in casa dal capolista resultano San Lorenzo per 1-3. In prima categoria torna a vincere l'Empedoclina per 2-1 sulla Sommattinese. Di Lopresti e Dubbia le reti della vittoria Granata. Don Bosco Mussolmeli Ravanusa non si è giocata per il lutto che ha colpito la cittadina ravanusana, mentre l'Atletico Favara è andato a vincere a San Cataldo con il Master Pro per 1-2. Di Ignazio Maglio e Vincenzo Piazza i gol della vittoria favarese, rinviata la gara Real Trabia Gemini. E per la terza categoria ascoltiamo Tonino Butera. Nel campionato di terza categoria torna al successo l'Aragona che supera per 2-0 il Real Canicattì grazie ai gol di Giuliano Graceffa e Gabriele Russo. Con l'arrivo di Peppe Bennardo sulla panchina biancazzurra si è vista una Aragona motivata e arrembante fin dai primi minuti. Oltre al gol, con un gran bel colpo di testa in tuffo di Graceffa, l'Aragona ha sfiorato un paio di volte il gol del raddoppio e colpito un palo con Simone Gazziano. Anche il Real Canicattì ha giocato una grande partita tenendo sulle corde i padroni di casa e arrendendosi solo al gol di Russo arrivato in pieno recupero. A fine partita abbiamo intervistato il centrocampista dell'Aragona Antonino Di Benedetto e il team manager Angelo Buscaglia. Al termine del match Aragona-Real Canicattì, partita durissima, vinta dall'Aragona 2-0, siamo con uno dei migliori in campo dell'Aragona, Nino Di Benedetto. Che partita è stata? Gara difficile, tirata fino all'ultimo minuto, la dedichiamo all'intera città di Aragona e al pubblico che è venuto a sostenerci. Gara difficilissima, complimenti vanno a Canicattì
ci ha messo in difficoltà per lunghi tratti della partita. Noi siamo riusciti a portarla a casa. Nel primo tempo potevamo portarci sul 2-0, purtroppo per sfortuna, imprecisione, non siamo riusciti a portarci con 2 gol di vantaggio. Nel secondo tempo poi si sa, se non si fanno i gol soffriamo, e al 98esimo Russo è riuscito a chiudere la gara. La dedichiamo ai tifosi e a tutto l'ambiente. Venivamo da un periodo un po' grigio, da martedì si riparte, pensiamo a Licata e siamo lì fino alla fine a giocarcela con le altre squadre che fino alla fine ci metteranno in difficoltà. Rispetto alle partite passate si è visto un Aragona pimpante già dai primi minuti, ha fatto il gol, ha avuto 2 o 3 palle gol e 2 interventi miracolosi dell'ex nostro portiere Cigna, quindi una Aragona molto diversa dal punto di vista caratteriale. Sì, siamo entrati bene in campo, primi 20 minuti avevamo il pallino del mano in gioco, potevamo fare 2 gol, non ci siamo riusciti. Poi nel secondo tempo la gara è stata più combattuta, fortunatamente siamo riusciti a portarla a casa. Il Canicattì Calcio è rimasto in 10, però complimenti al Canicattì per la formazione che ha messo in campo, il mister e l'ambiente ci hanno messo in difficoltà. Gara tosta e di altre categorie, sicuramente non merita la terza categoria, né la nostra né la squadra del Canicattì. Manager dell'Aragona Angelo Buscaglia, oggi una super Aragona ha battuto una grossa squadra, il Real Canicattì. Una gara davvero bella, entusiasmante sin dai primi minuti, dove abbiamo creato tante occasioni. Abbiamo visto un'Aragona ben diversa, già cattiva dal primo minuto, con la voglia di vincere dopo un periodo particolare, affrontato a testate sia dalla dirigenza che dai giocatori. Una gara che tutto sembrava tranne terza categoria, perché è una gara da eccellenza, sia dal punto di vista del pubblico che dei giocatori in campo. Abbiamo espresso una buona mole di gioco, abbiamo creato tanto, sciupato pure tanto, ma era importante 3 punti quest'oggi. Adesso si torna martedì a allenarci, a faticare, in attesa del prossimo match casalingo contro il Soccer Licata. Domenica Aragona giocherà nuovamente in casa, arriva il Soccer Licata che è ultima in classifica, una partita comunque da non sottovalutare. Ma dico sempre che i punti in classifica contano 0 quando si scende in campo, perché quando affronti l'Aragona, una piazza storica, chiunque dà il meglio di sé affinché possa mettere il bastone tra le ruote. Siamo certi che sarà una gara vera, difficile, ci aspettiamo il grande pubblico come sempre ci ha sostenuto, gli Ultras, perché per vincere abbiamo bisogno di loro. Testa bassa e pedalare per ora. Ieri l'ex patron bianco-azzurro Marcello Giavarini è stato ad Agrigento per motivi privati, come ha precisato. Noi lo abbiamo incontrato. Marcello Giavarini, ex presidente della Grande Acragas, ad Agrigento oggi. Una sorpresa, una bella sorpresa, parteciperai al derby di oggi pomeriggio, ma la venuta qui ad Agrigento molti già chiacchierano. No, la mia venuta intanto voglio salutare un po' tutti i tifosi, la mia venuta è semplicemente avevo dei documenti da sbrigare e quindi ne ho approfittato per vedere il derby, che la nuova dirigenza che sta facendo veramente bene, hanno avuto il piacere di volermi invitare e con grande onore ho accettato, quindi sarò un tifoso oggi. Oggi sarai un tifoso, ma la tua presidenza è rimasta come un ricordo, un bel ricordo. Ci saranno magari speranze, voglio buttarla così. Di questo sono orgoglioso, che la mia presidenza è rimasta veramente un bel ricordo. Per il futuro non lo so adesso, non ho progetti per Agrigento, sono sempre nel mio cuore, quindi rimane sempre una presenza gradita, verrò sempre volentieri ad Agrigento, il futuro vedremo. Si dice sempre, lo voglio ribadire, tu sei lo Zamparini di Agrigento. Abbiamo avuto una grande Acragas, così come il Palermo ha avuto i giocatori più forti, diciamo, d'Europa. Beh, sì, il primo anno di Lega Pro abbiamo fatto un bel campionato, i giocatori erano nella media alta della classifica e quindi certo rimane un bel ricordo. Mi fa piacere essere paragonato a Zamparini, quindi vedremo. In bocca al lupo, Marcello. Grazie e spero oggi una bella vittoria per l'Acragas. Bene, tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.